La campagna Meet the Meeting ha toccato 40 città italiane, tra queste Chiavari, dove i volontari che durante il meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini prestano attività agli stand si sono dati disponibili per dare informazioni e raccogliere fondi per l'evento. L'edizione 2019 sarà la 40esima, si svolgerà dal 18 al 24 agosto e avrà un tema attuale e provocatorio. È un titolo molto provocatorio che si inserisce proprio nella situazione odierna di oggi, una situazione in cui siamo determinati da una paura, da una diffidenza, dai timori. E che cosa può rimettere in moto la persona davanti a questa situazione così contraddittoria? La può mettere in moto qualcosa di positivo, e questo in questo momento è fondamentale proprio perché vediamo prevalere parole come divisione, esclusione, diffidenza, paura. Che cosa può superare questo? Che cosa può superare questa solitudine? Dei fatti concreti che stanno avvenendo, delle persone che si mettono insieme e costruiscono. Alla Fiera di Rimini saranno portate esperienze da tutto il mondo. Il tema sarà sviluppato attraverso un programma fitto di incontri improntate ad alcune parole chiave. La prima è la parola io. E come dicevo, abbiamo bisogno che la persona si ricostituisca e si può ricostituire attraverso uno sguardo. La seconda parola è Islam. È una parola che fa parte del bagaglio di relazioni e di rapporti che abbiamo intessuto in questi anni. Sulle orme del grande cardinale Toran e di Papa Francesco tentiamo un dialogo costruttivo anche con questo mondo. E poi ancora un'altra parola per noi importante è la parola economia e società, il lavoro, la salute, la città. E poi ancora la parola democrazia, perché la democrazia abbiamo visto non è scontata e quindi chiameremo gli attori principali di questo momento a parlarne. Ecco, questi sono alcuni dei temi che quest'anno svolgeremo al meeting.